Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti, nuovo appuntamento con il filo diretto. Allora, so già che c'è il nostro primo ospite collegato al telefono che ci sta ascoltando. Chiedo 2 minuti giusto per introdurre la puntata, altrimenti andiamo un po' in difficoltà. Allora, Napoli affronterà la Cremonese, cercherà di archiviare un po' quella che è stata la roboante storica vittoria anche per il risultato dell'Amsterdam Arena contro l'Ajax in Champions League e si riproietta nel campionato di Serie A. Cremonese-Napoli, quali saranno le scelte di Spalletti? Durante ovviamente la trasmissione proporremo anche quella che è la nostra probabile formazione creata dal nostro Emanuele Bernardo, che saluto in regia. Intanto, per la grafica che vedete in sovrimpressione dell'argomento che vi abbiamo proposto quest'oggi, è stata creata dal nostro Peppe Cautiero. Intanto vi ricordo che potete seguirci ovviamente su www.calcionapoli24.it oppure sulla nostra pagina ufficiale di YouTube, dove potete commentare, lasciare un qualsiasi messaggio oppure fare una domanda. Che Levra, vengo subito da te, sei il primo che ci ha scritto su YouTube, ma c'è qualcuno che ti ha preceduto al telefono, quindi vado subito da lui. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ah, ciao Alessandro, sono Mimmo. Ciao Mimmo, perdonami se ti ho fatto Buon pomeriggio. attendere, però hai preceduto addirittura Ma che voglio andassimo stare in al onda. quesito che avete posto oggi Sì, relativamente alle scelte. La Spalletti è stato di una chiarezza estrema alla vigilia della partita, l'ultima partita martedì. Sì. E lui ha detto: per me, io non ho una scelta. Sì, c'è una gerarchia per una questione di rispetto, e ci mancherebbe altro. Osimhen è il riferimento, però per me 30-40 minuti per me sono tutti titolari e si devono abituare tutti a, non dico a un turnover, ma a che io possa mettere in campo uno al posto di un altro, non creando squilibri sia tattici sia di formazione e quant'altro. Se Zanoli sta bene, gioca Zanoli al posto, senza allarmismi, al posto di Di Lorenzo. E Zanoli ormai è entrato in un contesto completamente diverso di cultura, di mentalità, di gioco, si è assimilato tantissimo a fisicità, a corsa, insomma a tante di quelle cose. Poi è protetto da Akmani, è protetto da Kim, è protetto dallo stesso Mario Rui. E poi questa squadra deve cambiare pochissimo nei due centrali, Anghissà e Lobotka. Se tu non cambi quello, è lì che si regge l'equilibrio del Napoli, in questi due giocatori. Poi si possono alternare gli altri, ma qui non ci sarà mai rivalità tra Simeone, tra Raspadori e Osimhen. Non scherziamo, se sta bene Osimhen tutta la vita, poi gli altri certamente subentreranno. E quindi qui il ragionamento si ferma lì e sta proprio in questo contesto qua. È il mio pensiero e faccio subito spazio agli altri. ti ringrazio Mimmo, sei stato preciso, veloce e ti ringrazio per questo. Grazie. Vi ringrazio sempre a voi, sempre. Ciao. Grazie, carissimo. grazie a te, ciao Mimmo. Allora, abbiamo sentito più o meno quelle che potrebbero essere le scelte di formazione secondo Mimmo e vi proponiamo anche quelle di Calcionapoli 24, perfettamente messe in grafica dal nostro Emanuele. Allora, Meret in porta, Mario Rui a sinistra, Di Lorenzo a destra, Ostigard e Kim centrali in difesa, Ndombele, Lobotka e Anguissa a centrocampo, il tridente composto da Raspadori, Elmas e Politano. Ovviamente lo stesso Emanuele ha dovuto fare delle scelte, ovviamente ci sono dei ballottaggi anche per quello che riguarda coloro che sono usciti un po' acciaccati tra virgolette dalla partita con l'Ajax. Cito per esempio un Di Lorenzo, quindi vedremo se Spalletti penserà o meno a uno Zanoli dal primo minuto come auspicava il nostro Mimmo. C'è Ndombele con Zelinski non al top e con il francese pronto alla prima da titolare dopo tanti spezzoni convincenti. Poi
un po' di riposo anche per Kvaratskhelia, e al suo posto potremmo vedere Elmas, anche perché lo abbiamo, il centrocampista lo abbiamo, Macedone lo abbiamo visto soltanto in quella posizione in questo primo scorcio di campionato, quindi dovrebbe essere lui e non magari immaginare un Raspadori largo a sinistra per far spazio a Politano. Tornando a Raspadori, ovviamente c'è anche il ballottaggio tra l'ex Sassuolo e l'ex Verona per occupare il ruolo di prima punta. Osimhen, ricordiamo, oggi si è allenato in parte con la squadra e potrebbe ipoteticamente svolgere uno spezzone di partita contro la Cremonese per essere poi totalmente disponibile contro l'Ajax, sì, al ritorno al Maradona. Detto questo, c'è un altro ospite telefonico, allora andiamo subito al telefono. Pronto? Alessandro, sono Marco Ciao. Lavolla. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Alessandro, non ci Ciao. vediamo dall'inizio dell'anno, da quest'inverno. Sì, più o meno da marzo-aprile più o meno. Vabbè, Quello sì. è stato l'ultimo. Allora Alessandro, io Dimmi. la prima cosa volevo rispondere alla domanda è una domanda che mi stuzzica un poco, nel senso che Cremonese-Napoli è una domanda che io mi aspettavo, questo perciò ti dico mi stuzzica. Quali saranno le scelte di Spalletti? Allora, io penso che i giocatori devono farsi trovare sempre pronti al momento in cui devono essere, sono tutti necessari, però nessuno è indispensabile, perché secondo me devono mettere in difficoltà l'allenatore, come disse l'ex allenatore del Napoli Marcello Lippi, ex allenatore anche della nazionale. I giocatori devono essere tutti sono tutti uguali, perché devono mettere in difficoltà l'allenatore. Queste. Poi io su Cremonese Napoli volevo mettere un po' il dito nella piaga e mo ti spiego perché. Vai. Perché secondo me Cremonese Napoli è la classica partita trappola, la buccia di banana. Nel senso, tu vieni da una vittoria roboante come quella là di Hollande contro l'Ajax in trasferta, hai vinto meritatamente una vittoria molto larga. Quello che mi preoccupa adesso assai riguardo Cremonese Napoli, perché tu l'eccessivo entusiasmo quindi da una partita che pensi che vai a incontrare una neopromossa, dici questa non chi è questa Cremonese, e poi che può succedere? Che io mi ricordo che quando noi perdemmo una volta con la Cremonese a inizio campionato, sempre con l'allenatore Lippi a Napoli, dopo quella partita Lippi ebbe non il coraggio, ma diede proprio una svolta alla squadra, mettendo fuori in panchina gli anziani del gruppo, cioè Nera e Policano, lanciando nella mischia i giovanissimi Fabio Cannavaro e Fabio Pecchia. E da lì poi il Napoli incominciò ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi, centrando a fine campionato l'obiettivo della qualificazione UEFA, una qualificazione storica quell'anno, visto come era partito il Napoli due sconfitte nelle prime due partite. E poi ti volevo domandare un'ultima cosa riguardo la Champions. Vai Marco. Allora, noi ci basterebbe un punto per arrivare per qualificarci, per arrivare secondi nel girone. Però per arrivare primi, io so che dovremmo vincere le due partite in casa, cioè due delle restanti tre partite, per arrivare primi, in modo da evitare, perché Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain che sicuramente arriveranno primi nei loro gironi. Mi dici tu qualcosa? No, è un ottimo ragionamento, ovviamente arrivare primi. Marco, magari attacchiamo la telefonata, ti rispondo. Ok, ciao, in modo forza Napoli, ciao, grazie a te. No, è un ottimo ragionamento che condivido, ovviamente arrivare primi nel girone ovviamente ti farebbe incontrare squadre probabilmente più deboli, visto che sono coloro che saranno coloro che sono arrivate seconde negli altri gironi. Abbiamo visto qualche sorpresa negli anni passati in Champions League, ricordo addirittura un anno in cui era meglio quasi chiudere secondi nel girone per prendere un avversario più abbordabile agli ottavi. Ovviamente inutile fare questi ragionamenti, Spalletti è uno che del punto non se ne fa niente, quindi il Napoli punterà a vincere. Ovviamente speriamo, ci auguriamo che la qualificazione del Napoli possa avvenire anche come prima nel girone. Intanto saluto Kelevra, Kvaratskhelia injury. Allora, non dovrebbe essere niente di grave, sappiamo che ha preso qualche qualche calcio di troppo contro l'Ajax.
si presuppone un po' di riposo contro la Cremonese, ma per riprendersi da qualche fastidio e nulla più. Saluto pure Antonio De Rosa, ciao Alessandro, buon pomeriggio a te carissimo e sempre Forza Napoli. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao Gennaro, Ciao, come Gennaro. andiamo? E dunque giochiamo un po' a fare gli allenatori. Vai. E quindi, anche se ripeto, il polso ce l'ha sempre, è lui Spalletti. che decide, Spalletti. Noi possiamo solo divertirci a fare una specie di fantaformazione. Diciamo, lo zoccolo duro dovrebbe restare in campo, cioè i due centrali. Ecco, a centrocampo Lobotka e Anguissà non devono muoversi, e poi è Raspadori in attacco in questo momento. Poi si può anche, perché il ritorno di Mario Lui non sarebbe poi, senza nulla togliere a Olivera, non sarebbe poi, sarebbe un ritorno alla titolarità. Lo stesso di Lorenzo, da mettere subito in campo, ma se la partita si mette sui binari giusto, dargli anche un po', lanciando il ragazzino Zanoli. Poi Politano, lo stesso Politano al posto di Lozano. Non è, cioè, quando noi parliamo di ricambi, di turnover, quando entrano questi qua sono titolari pure loro. Lo stesso Dombelé, che dovrebbe fare un po' riposare, rifiatare gli rischi. Ben venga. Forse sulla sinistra non toglierei inizialmente Guarascheira, perché il Guarascheira che ti può sempre inventare qualche cosa, ti porta allo scompiglio nelle difese, perché poi ti dico una cosa Alessandro, queste partite qua, con le squadre piccole, e soprattutto che hanno un gioco, perché poi la Cremonese io l'ho vista, ha perso tante partite, l'ultima, cioè penultima prima della Sampdoria, però c'ha un bel gioco, c'ha un allenatore che li fa giocare, e questi poi contro le grosse squadre si esaltano, e soprattutto con noi. Cioè, per carità, visto c'è un abisso tra noi e loro, non ci dovrebbero essere, non è che io dico ci dobbiamo preoccupare della Cremonese, però non pigliamolo sotto gamba, perché la partita con il Lecce, purtroppo quando parliamo di tante cose belle diciamo pure che a Napoli mancano quei 2 punti là, perché con Lecce si doveva vincere. È proprio quel turnover massiccio e soprattutto il cambio di modulo, perché quello è stato non tanto il turnover massiccio con il Lecce, ma è stato il cambio di modulo, che il Napoli non è propensa a quel modulo là, perché non ce l'ha il trequartista tipico, il 10 come si usa dire, perché Raspadori comunque è una seconda punta, ma è una seconda punta, un giocatore d'area di rigore, un rapinatore d'area di rigore. Quindi diciamo questo è il modulo, il 4-3 alternando. E poi dobbiamo vedere quando rientra, perché ci sarà, pensa, almeno in banchina Osimhen, anche per fargli provare a assaggiare, diciamo, l'erba del campo per la partita, magari pochi minuti per vederlo. Quindi è tutto da vedere. L'importante è che si va là con la mentalità giusta per portare i 3 punti a casa, perché tutte le partite da questo momento qua sono tutte importanti e nessuno da prendere sotto gamba. Siamo assolutamente d'accordo Gennaro, al 101%. Detto la mia, ti saluto, ti ringrazio Gennaro. Buon weekend e do spazio ad altri. Ok, ciao, ci sentiamo lunedì Gennaro, ciao. Ci sentiamo senz'altro lunedì, perché io sono ormai un cliente fisso e a noi ci fa solo piacere. E questa è la nostra televisione, senza nulla togliere a voi che la fate. È la nostra, dove ci date possibilità di dire la nostra, da riposi, e quindi noi vi esaltiamo e ci esaltiamo. E ne guadagniamo tutti. Esatto. Ciao Gennaro, grazie. Io ne parlo con tanti amici di questa emittente, quindi mi fa assolutamente piacere. Mettetevi, è una televisione che parla 24 ore 24 del Napoli. Collegatevi e gli do, quindi qualcuno non conosce ancora, io immediatamente la sto propagandando, perché veramente
al di là di tante altre che ci sono, per carità, ma voi date veramente spazio ai tifosi, fate parlare noi. Con questo ti ringrazio, Grazie a te, i saluti, grazie a Alessandro. te Gennaro, grazie delle Ciao, belle buon parole. fine settimana, ciao. Ciao, ciao. Allora, grazie a Gennaro. Sal KK77, ciao Alessandro, oggi me la dice la tua formazione per Cremona? Ti abbiamo preceduto prima di leggere la domanda, la puoi vedere ovviamente in grafica. Marek Kamsik, caro Alessandro, ben trovato, è un piacere vederti. Ciao Francesco, se non ricordo male, è un piacere anche per me. Per me in difesa giocherà uno tra Ossicar e Juan Jesus, potrebbe starci, a centrocampo potrebbe riposare Zelinski per Dombele e ci siamo. In attacco Politano al posto di Lozano, anche lì siamo d'accordo, e Simeone per Raspadori. Sì, sostanzialmente dovrebbero essere queste i ballottaggi e le scelte di Spalletti, però insomma vedremo poi quali saranno le scelte ufficiali. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, ragazzi, sono Peppe. Ciao Peppe, benvenuto. Ciao. Allora, dimmi la tua. Allora, io guardate, non cambierei molto, lo sai perché? Perché vedrete come va a finire la partita il primo tempo, capito? Poi nel secondo tempo cambierei. Sì, ci sta come ragionamento. Io almeno 3 o 4 per essere proprio sicuro li terrei al 100% in mezzo al campo. Bravo, come dico io, bravo. È inutile che ti dica sostanzialmente i nomi, perché tu mi capirai. Poi ovvio, io voglio fare un ragionamento con te, Peppe. Politano, Lozano, possiamo definirli, Politano. sì, però possiamo sostanzialmente definirli due titolari, cioè metti uno, metti l'altro, può cambiare qualcosa tatticamente, ma sono due giocatori che più o meno si equivalgono come valore assoluto. È un po' differente, faccio un esempio, un Kvaratskhelia Elmas. Parliamo comunque di due giocatori che apportano un certo peso alla squadra molto diverso. Anche per questo il ragionamento dei due titolari per ruolo a me non è che mi convinca così tanto, voglio dire. Però se devo far rifiatare un Lozano, io so che posso farlo rifiatare un po' più tranquillamente perché c'è un Politano. Ma quando un Kvaratskhelia devo pensare di farlo riposare o no, io ci penso un po' di più. Non so tu come la pensi. Come la penso io, bravo, 100%, perché sono d'accordo. Ecco, quindi questo è poi, diciamolo, Lobotka e Anguissa non si toccano per adesso. Bravo, io dico sempre, non si toccano proprio. Voglio dire, se devo far rifiatare qualcuno, faccio rifiatare Zelinski e lancio un Dombele. E dei due centrali di difesa magari ne faccio riposare uno dei due. Ma uno tra Kim e Rachmani me lo tengo bello stretto in mezzo al campo. Poi in attacco abbiamo Raspadori, abbiamo Simeone, ora torno Simeone, insomma se la vita Spalletti, insomma là come caschi bene. Ecco, questa è la scelta, quindi voglio dire... Kvaratskhelia no, perché Kvaratskhelia deve giocare perché secondo me veniva dal manicomio, sì, al momento fa troppo la differenza, cioè... Bravo. Lo sai perché secondo me chi l'ha vinta a Milano la partita? Forse nessuno, Kvaratskhelia proprio l'ha vista, sai perché? Perché ha fatto cambiare 2 o 3 persone, capito? All'inizio del primo tempo. È vero, Calabria che è stato ammonito, e Kier, è entrato Serginho Deste che ha fatto i guai. No, è vero, questi sono giocatori che mettono veramente in difficoltà una squadra. Nel primo tempo, se ti va bene, mettiamo 2-3-0, allora puoi cambiare qualcosa. No, secondo me. Sono d'accordo con te. Questo è il vantaggio delle 5 sostituzioni. Il bravo, esatto. Bravo, c'è 5 sostituzioni. Il primo tempo, vedi come va. Se facciamo cosa, no? Sono risultati in billi che capito, allora sì, però capito, io rispetterei. Ma ti dico di più. Forse fresco il secondo tempo, ma ti dico di più, Gasperini è in testa con l'Atalanta perché ci sono le 5 sostituzioni, nel senso che non ci ha veramente preso una volta dal primo minuto, cioè ha sempre sbagliato la formazione. L'Atalanta è sempre andata in difficoltà i primi 45 minuti. Dopodiché rinsavisce a 5 sostituzioni, tra il primo e il secondo tempo inizia a farne 2 o 3 e l'Atalanta poi vince
vince la partita. Ormai chi sa sfruttare queste 5 sostituzioni e anche gli allenatori, che ricordiamo che è una novità che c'è da un paio d'anni, non di più. Gli allenatori che prima imparano a sfruttare questa nuova regola, secondo me può essere veramente un viatico importante. Che poi quando quello ci stanno come ti faccio fresche pure, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie sempre Peppe, lasciamo spazio agli altri. Grazie a te, esatto, bravo. Comunque vinciamo, non ti preoccupare. No, non mi preoccupo assolutamente. Ci sentiamo lunedì Peppe, un bacione. Ciao Alessa, grazie a te, sempre a te. Ciao. Alessio Ricciardi, buonasera a tutti. Sera Alessandro, ciao Alessio. Lina Vernaccia, buonasera a tutti, ciao Lina. Qui c'è Kvaratskhelia che ieri mi voleva far cadere in quel trabocchetto il giocatore colombiano. Occhio. Una domanda per il conduttore: che ne pensa degli insulti che ha ricevuto Meret la moglie? Sono assolutamente contrario, mi sfondi una porta aperta. Io sono per qualsiasi tipo di critica, anzi sono con le critiche, anche se giustificate, con i giusti modi. Le offese sono tutt'altra cosa, io non le giustifico in qualsiasi contesto. Aggiungo tutti gli A16, vabbè, è un discorso che abbiamo trattato ieri, ho scritto anche un editoriale, lo trovi su Calciopoli 24. Gli stessi che 7 anni fa a Utrecht entrarono in 2000 con biglietti falsi. Sì, si è andata a scavare un po' nel cosiddetto cascione. Sinceramente non è che ricordi l'avvenimento, però se così è, ovviamente non sono d'accordo nemmeno a questo. Giovanni, ciao Alessandro. Beh, abbiamo un'altra telefonata, ok, allora posso andare avanti. Raffaele De Luca, eviterei di far troppo turnover come con Lecce e poi la partita diventa in salita. Speriamo che entrano tutti belli, concentrati e tosti. Sì Raffaele, tu hai toccato probabilmente l'argomento più importante, cioè se il Napoli fa il Napoli, io penso che con la Cremonese non ci dovrebbero essere particolari problemi. La questione è il passaggio da un 6-1 contro l'Ajax in Champions League all'affrontare la Cremonese in zona retrocessione in Serie A. È una questione semplicemente di mantenere il livello mentale, di entusiasmo, di rabbia agonistica, di concentrazione allo stesso livello. Ormai il calcio, gli esperti ve lo potrebbero spiegare sicuramente molto meglio di me. C'è una tenuta fisica, ma c'è anche una tenuta mentale molto importante, se non importante alla pari di quella fisica. Come si dice, le gambe fanno quello che ti dice il cervello. Se il cervello non è ben concentrato, ovviamente poi fai quello che non dovresti fare. Il Napoli ha dimostrato di poter toccare dei picchi di gioco, di concentrazione, di cattiveria agonistica ovviamente molto alte, ma deve adesso dimostrare che le riesce a mantenere anche dove il pronostico è è platealmente a sfavore della Cremonese. Quindi di conseguenza teniamo molto, ecco, vediamo come si comporta il Napoli sotto questo punto di vista. Però Raffaele ha toccato un tema secondo me molto importante, diciamo l'unico tema che può far scivolare il Napoli contro la Cremonese. Vediamo che abbiamo in linea. Pronto? No, probabilmente non c'è nessuno. È caduto? Sì, allora sì, andiamo avanti. Sal KK7 Marrazzo, c'è anche Demme che ha bisogno di giocare. Sì, Demme torna da un infortunio abbastanza fastidioso e insomma bisogna anche vedere qual è al momento con Spalletti, qual è che spazio ha intenzione di dare a questo giocatore e quanto questo giocatore rientri nelle gerarchie del Napoli. Vedremo, al momento non te lo so dire, anche perché andare a sostituire quelli che stanno giocando di più ultimamente a centrocampo è molto difficile.
Alessandro, che ne pensi delle parole dell'intermediario di Lozano? Io penso che gli intermediari parlano per interessi per interessi ovviamente dei loro assistiti, quindi di conseguenza lasciano per me il tempo che trovano. Però devo dirti che probabilmente Lozano forse è l'unico che, se devo pensare qualcuno che potrebbe essere ceduto la prossima stagione anche per la sua condizione contrattuale e i soldi che ovviamente potrebbe apportare dalla propria cessione, probabilmente l'unico che io metterei sul mercato, ovviamente a una cifra determinata, intorno ai 20-25 milioni, per me è Lozano. Abbiamo ristabilito? Ok, andiamo al telefono allora. Pronto? Ciao Ale, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo. Carissimo Ale, Dimmi. cerchiamo di non esaltarci troppo per la vittoria. Spalletti deve fare da pompiere perché questi ragazzi sono giovani, sono troppo esuberanti. Bisogna stare con i piedi per terra, ogni partita è una storia a sé, no perché abbiamo fatto 6 gol li rifacciamo tutte le volte. L'anno scorso abbiamo vinto 8 partite di fila e poi abbiamo perso con delle squadrette tipo Spezia eccetera eccetera. E allora l'unica cosa che deve fare il Napoli, io l'ho sempre sostenuto, non deve abbassare il ritmo, perché il Napoli, da quando sarà stato anche per effetto dei nostri suggerimenti, adesso voglio essere presuntuoso, spero che qualcuno ogni tanto senta anche le nostre conversazioni, no? Sì, Penso per curiosità, voglio sapere potrebbe l'umore dei succedere. tifosi, e io me lo auguro. Bisogna sempre tenere il ritmo alto, perché da quando il Napoli tiene il ritmo alto, il Napoli non ce n'è per nessuno, gioca benissimo, io l'ho sempre detto, anche l'altra volta. La differenza tra Milano e Napoli non è nei calciatori, è nel ritmo. Il Milano è forsennato, gioca fino all'ultimo respiro, all'ultima goccia di sudore. Il Napoli, se gioca in velocità, come ci ha fatto vedere con l'Ajax, che è compatta su tutti i palloni, tutti avanti e tutti dietro, sempre in velocità, perché il difensore si rincoglionisce quando sei veloce, non sa dove andare a parare. Ecco, poi per quanto riguarda la formazione, io sarei come qualcuno d'accordo, condivido l'idea di qualcuno che ha trovato prima, cioè di tenere la formazione quasi base, cioè al massimo mi puoi mettere un Ostigard per far riposare Raccamani, perché tanto non è la Juve il Milano, è la Cremonese, anche se non va preso sotto campo ovviamente, però io massimo cambierei sto Ostigard e poi è il Massa non lo so, non è concreto, è volenteroso, tiene troppa palla come Lozano. Io terrei Raspadore a sinistra come Giovanni Sassuolo e Simeoni al centro, poi ovviamente si scambiano i ruoli, perché Raspadore abbiamo visto che anche al centro è molto produttivo, vero? Sì, sono d'accordo. Alzo un po' la voce, ti sento proprio piano piano. Ho detto sono d'accordo, ora magari provo, casomai Emanuele, ad alzare un po' il volume Sì, ti sento proprio a un filo di voce, proprio bassissimo. non è alzato è al massimo, non so spiegarti il motivo. Sì, Spero che comunque riesci a capire le mie parole. L'essenziale è che mi ascoltate. Sì, Quindi io per concludere, per dare spazio agli altri, direi di tenere, se Kvaratskhelia non so, a mal di gambe, è leggermente, allora lo sostituisci, se no fallo giocare. Alzi il ritmo, fai una partita il primo tempo, la chiudi e poi fai le sostituzioni, perché abbiamo visto che quando stravolgi la squadra il rendimento non è sempre lo stesso. Mi raccomando a chi, se qualcuno ci ascolta, il ritmo, la vigoria fisica, l'altruismo, e poi Lozano mi sembra, io ho detto Insigne non segna neanche con le mani, ma mi sa che su Lozano è veloce sulla destra, però questo è un quello che sta mangiando con la Fiorentina, proprio non prendere la porta, vuoi piccare dentro e abbiamo perso 2 punti. Lozano, io quando poi ritornerà Osimhen, io farei una proposta tattica, perché Osimhen alla stessa alta è più veloce ancora di Lozano, alla Leao, giocare sulla fascia, che lui è un cavallo di razza,
lui sicuramente elenderà molto di più e poi va a chiudere in aria quando si gioca dall'altra parte per colpi teste, perché è un fenomeno Osimhen, no? Ok? Lo so reso su stato esauriente? Va perfettamente, come sempre Enzo. Provare Osimhen a destro posto Lozano. Ma va bene, speriamo, no, vediamo se qualcuno che ci sta. Perché se Raspadori ci sta giocando bene al centro, non vuoi stravolgere, proviamo a Osimhen, tanto non è che è un brocco, no? Non è che assolutamente va a rovinare tutti i piani tattici. No, ci mancherebbe, insomma. Ok, ritmo alto. Ok, ciao, è arrivato Ale. il tuo messaggio. Ciao Enzo, ciao. Ciao. Enzo, insomma, è famoso un po' per le sue fantasie tattiche. Vedremo, insomma, certo se un giorno vedrò Osimhen a destra o a sinistra, poi dobbiamo chiamare Enzo e alzare le mani. Vedremo. Allora, Marek Kamsik, allora, Lozano si vuole ammirare un top club deve darsi da fare. Sì, io penso che lui comunque faccia il massimo. Io credo che sia un giocatore un po' limitato tecnicamente, a grande velocità, se riesce ad andare negli spazi può essere molto pericoloso. È uno che anticipa sempre l'avversario e si procura qualche cartellino giallo che può essere poi utile nell'arco dei 90 minuti. Ha solo il destro. I difensori lo sanno, lo portano sempre, insomma, ad allargarsi, poi quando calcia o colpisce il difensore oppure difficilmente prende la porta da posizione superangolata. Però insomma è comunque un buon giocatore. Io personalmente preferisco sempre un giocatore che magari un po' meno veloce sul lungo, anche se rapido, più utile tatticamente e sicuramente secondo me tecnicamente più dotato che è Politano. Però insomma, voglio dire, parliamo comunque di due giocatori di valore, poi sarà Spalletti a capire quando utilizzare l'uno e quando l'altro. Arrivo subito al telefono, un attimo di pazienza. No, non esaltiamoci, chiudiamo bene i rubinetti di gas e acqua. E beh, questo proprio, magari non tanto l'acqua, però gas e luce sì. Lozano può tranquillamente andare via, con i soldi di Lozano ne pigli due, bisogna vedere se va via e chi prende Lozano. Cesare Gentile, ottimo Napoli, ma voi siete tutti scienziati, la trasmissione è fatta proprio per questo. Sempre qui c'ha Quaraschelia, mamma mia, Gratazio Pallorum, ci sta. Andiamo al telefono, pronto? Sono Antonio. Ciao Antonio. A Boscorea. Senti, mi devo fare una domanda. Ma come mai mi facete vedere il gol che fu Napoli in trasmissione? Non possiamo farlo? Perché andiamo in galera, credo, a quanto ho capito. Perché c'è... Perché mi domandano tutte le televisioni per farmi vedere i gol. Ci sono... 24 non li fa vedere. Antonio, ci dispiacerebbe, figurati se non saremmo contenti di mandare i gol del Napoli. Il problema è che ci sono dei diritti televisivi e se ovviamente andiamo contro queste leggi rischiamo ovviamente che non solo non vedi più i gol, non vedi nemmeno più a noi, quindi di conseguenza dobbiamo evitare. Purtroppo sono delle regole molto ferree, anche molto severe, ti posso assicurare, e altrimenti figurati se non avremmo condiviso con voi i gol di questo Napoli, che sono pure tanti e belli. Niente, io volevo dire, per me le scelte che fa Spalletti, io sono sempre... non sono mai contrariato, perché Spalletti è un uomo di campo, un grande allenatore, sa bene a chi mettere in campo e per il momento ha fatto sempre le formazioni. Sì, ma poi lui li vede tutta la settimana, diciamolo Antonio. Cioè lui li segue, li allena. Non è che ha vinto in Napoli, li ha distrutti. Io dico una cosa, un Napoli Ciucciariella, ormai non c'è più, è finito. Quale intendi tu per Napoli del della Ciucciariella? Juve? Questo
ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, che questo è solo l'inizio. Il Napoli lo devono vedere fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni, perché il Napoli fra un paio d'anni non ce ne sarà per nessuno, perché è una macchina da gol. Per quanto riguarda poi l'Inter, ma tu hai visto l'Inter, i cinesi se ne stanno scappando da Milano. Ma scappando no, però sicuramente hanno... E poi quell'altro, la pecora di Torino, Agnello lo chiama anzi il pecorone. Ovino, va, Ovino. Volta la Superlega. Invece di togliersi i debiti, che c'ha 400 milioni di debiti, pensasse a togliersi i debiti. E poi un'altra cosa sul Milan, il Milan a gennaio deve togliere le A perché i soldi non ce l'ha per pagarlo. E poi hanno preso il nuovo Kakà, ma su De Ketelaere quando fanno un gol? A 30 anni. Ok. Hanno detto che il Napoli ha preso Raspadore, non li valeva 35 milioni. I giornalisti del nord, tifosi del Milan. Raspadore adesso vale 60 perché è un fuoriclasse. Poi ti voglio fare una domanda a te. Okay, ma secondo te dimmi. Il Napoli, se c'avevi i punti in campionato o in Coppa dei Campioni, come c'era l'Inter, cosa sarebbe successo a Napoli? La rivoluzione? Ok Antonio, lasciamo le linee libere, ti rispondo, rimani in diretta. Perché Antonio, poi dicono che il presidente è un pappone, sì, Antonio, l'allenatore è venuto a prendere i nemici, ce l'abbiamo a Napoli, dobbiamo metterci noi in testa. Siamo d'accordo, Antonio. Siamo una grande squadra e lo saremo per sempre, perché indietro non si torna più. Antonio, saremo sempre una grande squadra. Perfetto, Antonio. Ok, secondo me si è arrabbiato, stesso dalla foga ha attaccato. Allora, Antonio ha toccato un po' di temi. Per tornare alla domanda, evidentemente come erano un po' l'ambiente prima dell'inizio del campionato, magari qualche critica ci sarebbe stata se avesse avuto gli stessi punti dell'Inter. Fortunatamente non è così. De Ketelaere per me è fortissimo, ovviamente ci vuole anche un attimo di ambientamento. Non so se il Milan dovrà vendere Leao, ma sinceramente poco mi interessa. Anto, direi che alla fine di tutto godiamoci questo Napoli, non è che stiamo sempre a pensare a quello che fanno gli altri o non fanno gli altri. Effettivamente, su una frase sono assolutamente d'accordo con te. Spesso se non troviamo un nemico fuori dai confini partenopei ce lo creiamo in casa, e questo purtroppo è un vizio, un brutto vizio che noi napoletani, dico noi, non mi ci metto anch'io in mezzo, noi napoletani purtroppo non riusciamo a levarci, e purtroppo dovremmo, così come sta crescendo sta squadra, mi auguro che potremmo crescere anche sotto questo punto di vista, noi tifosi. Abbiamo un'altra telefonata, noi andiamo a telefono. Pronto? Ciao, sono Ciro da Torre del Greco. Ciao Ciro. Allora, vabbè, io condivido, diciamo che ha utilizzato un po' un linguaggio colorito il telespettatore di prima, però ha detto, diciamo, delle verità, perché più o meno lo stato delle cose delle altre squadre è questo, anzi questo è il nostro timore, che nonostante tutte queste defiance di queste squadre, molto spesso c'è una regia occulta che magari cerca di disturbarci o addirittura di fermarci, come nel Napoli dei 91 punti. Poi per quanto riguarda quella persona che diceva Osimhen a destra, l'idea non è male, perché magari con una squadra un poco chiusa, sarebbe una bella idea al posto di Politano Lozano con Raspadori, Osimhen a destra. Secondo me ci ha pensato pure Spalletti, se non si può fare perché non è giusto farla in questo momento, ma a mio avviso non sta dormendo la notte per inserire Raspadori. Quindi sì. bisogna andare avanti con questa chimica giusta,
perché fare l'allenatore e fare le scelte non è facile, cioè io non vorrei stare nei panni di Spalletti, cioè io non riesco con alcuni amici, con alcuni colleghi a dire delle cose, figuriamoci che bravura deve avere questo allenatore per gestire e accontentare tutti quanti senza far scontentare nessuno. Pensiamo a Elmas, che praticamente da gioiellino sta diventando, diciamo, una mezza... Ci sei, Ciro? Ciro? Ok, Ciro non c'è, però abbiamo capito, è caduto Ciro, abbiamo capito più o meno il messaggio. Sì, Spalletti effettivamente sta facendo un grandissimo lavoro, e ovviamente quando arrivano i risultati poi deve essere sempre molto bravo, è sempre più difficile, insomma, togliere i protagonisti di questi risultati per far spazio agli altri, ma insomma ad averli questi problemi se io dovessi essere un allenatore. Allora, no, quanti siete tantissimi. Allora, Cinzia Stellato, no, si riferisce a un messaggio di prima, siete tantissimi veramente. Allora, a me piacerebbe più un Hamsik a mezzo servizio per 10 partite all'anno, pure a gennaio verrebbe di corsa. Oddio, qua si è degenerato un attimo. Andiamo un attimo al telefono, pronto? Sì, ciao, buonasera, sono Luca da Milano. Ciao Luca. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno allora, a te. Io prima di dire il mio parere sulla formazione, volevo fare, esporre un quesito, ti volevo esporre un quesito, Alessandro. Dimmi. Nel senso, da quello che abbiamo visto in passato, almeno nei 2 anni di Spalletti alla guida della panchina, ci siamo accorti che in qualche maniera lui parte forte, poi c'è un periodo di calo nel periodo tra novembre e dicembre. Considerato che quest'anno ci sono 2 campionati in uno, quindi con la ferma della posta a novembre e con la ripresa a gennaio, se sa gestire le energie, perché l'anno scorso secondo me, a parte gli infortuni, non ha saputo gestire bene le forze di tutti i giocatori, e questo inizio campionato sta facendo la stessa cosa, anche se in qualche maniera i risultati stanno dando ragione come quelli dell'anno scorso. Quindi in qualche maniera dovrebbe tutelare in determinate partite, considerato che lui ha detto che comunque non c'è nessun titolare, quindi il giocatore può esprimere, incidere il risultato anche a 30 minuti dalla fine, tutelare determinati giocatori in determinate partite. Con il Lecce, con il pareggio che abbiamo fatto con il Lecce, poi con chi l'abbiamo fatto, aspetta, il pareggio, la Spezia, non ricordo più, diciamo che si è stati un po' sfortunati. Quindi sì, volevo sapere da te, secondo te cosa ne pensavi? Secondo te è giusto far giocare tutti, oppure come ho sentito prima ci sono sempre quelli imprescindibili che comunque vada, se gli tiri il collo prima o poi anche loro sono a rischio infortuni e cali fisici? Ti ringrazio Luca, ti rispondo, lasciamo le linee libere, rimani in collegamento che ti rispondo, ok? Va bene, ciao. Ciao. Allora, mi ricollego un po' al discorso che ho fatto prima. Secondo me una squadra aspira a avere 2 titolari per ruolo. In alcuni ruoli il Napoli più o meno ci è riuscito, in altri ancora il gap tra quello che dovrebbe essere il titolare e il sostituto sembra ancora un po' troppo grande, ecco, per poter mandare indifferentemente in campo uno o l'altro. Ci sono però dei calciatori che occupano anche, teniamo conto di quelli che sono dei ruoli fondamentali, e di conseguenza lì è un po' più difficile, se fanno bene, andarli a cambiare. Ovviamente c'è da fare tesoro, mi auguro che caro Luca, succeda soprattutto questo, di quelli che sono stati tanti infortuni dell'anno scorso, soprattutto di natura muscolare. C'è anche da fare un ragionamento su quello che, per quanto riguarda quello che sarà la pausa mondiale, c'è chi andrà al mondiale, chi invece si potrà allenare, quindi insomma bisognerebbe essere anche bravi sotto questo punto di vista. È un campionato anomalo, chi resta potrà fare una preparazione più adeguata, chi invece andrà al mondiale tornerà chi prima, chi dopo, a seconda di quanto giocherà, se giocherà
quanto andrà avanti la sua nazionale, se dovesse arrivare in finale uscire ai gironi, insomma ci sono tante cose da tenere in considerazione. Il Napoli ha 16 giocatori che potrebbero andare, o almeno che sono stati convocati nelle nazionali nell'ultima sosta per la Nation League, quindi di conseguenza insomma è anche un po' una questione di fortuna e di programmazione. Vedremo, io mi auguro che comunque Spalletti, come dici tu, anche se è ormai proverbiale il suo partire a sprombattuto e poi calare nella seconda parte del campionato, mi auguro che questo insomma non succeda. Uno, perché Spalletti ha fatto un po' tesoro di quello che succede; due, perché ci sono anche le 5 sostituzioni e quindi di conseguenza, seppure si fa qualche errore nell'11 titolare, si potrebbe anche arrivare a tapparlo in tempo; e tre, perché è un campionato anomalo; e quattro, anche perché è un grande allenatore, una persona molto molto intelligente. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera Antonio, vai, ti lascio libero. Mi lasci libero? Antonio, tu sei ingovernabile, se io volessi governarti ti limito, di conseguenza ti lascio libero di dire e fare quello che vuoi. Allora, la prima cosa, vai. piedi per terra e mani in alto. Come hai detto tu, alziamo le mani. Alziamo le mani. E togli la Findus da mezzo. La Findus, questa la devo capire. No. Che cosa? La Findus, toglilo da mezzo, la Findus, devo capire la battuta, Antonio, non mi è chiara. Vabbè, rifletti e vedi che Findus che fa. Mi suggeriscono i bastoncini. Te lo dico dopo, no? Ok, dopo, dimmi, fa una cosa, dimmelo in privato, va. Vabbè. Ma che mi mettere in difficoltà in questa maniera, Antonio, fammi capire. Vai, vai. Dobbiamo battere con i fondi adesso, ma ce l'abbiamo prima uscire 9 lì. Con il fatto del babà, lo sai il fatto del babà? No, Antonio, non lo voglio nemmeno sapere, vogliamo andare avanti e parlare di Napoli, mi fa sta cortesia, mi stai... Te lo dici tu, il fatto del babà. Vabbè, me lo spiega dopo Emanuele, dopo ti ricordo mi devi spiegare il fatto del babà. Vai Antonio, che dici? Avevamo visto formazione. Abbiamo il record. I follow non le battute. I follow, c'è chi no, alza... Allora, qua sono disperati, c'è gente che ride, gente che alza le mani e che mi fa segno. Non sto capendo niente. Avete capito voi? Mi volete dare una mano? No, niente, scusa. Dopo me lo... Allora, dopo me lo spiega Emanuele, dopo mi spiega tutto quello che è successo. Ora Antonio, ti prego, mi vuoi dire quello che vuoi dire sul Napoli, se no non andiamo avanti? Allora, la formazione va bene. Va bene quello che abbiamo fatto noi. Solo la scala a posto di Almaz. Ok, non rischieresti Elmas, sempre meglio mettere qua Raschelia. Almaz nel secondo tempo, quando sarà finita la partita. Se non si mette, se si mette bene la partita, mettiamo anche Elmas. E poi io penso che questa volta gioco prima Simeone. Ci può stare, sono in ballottaggio, anch'io ho qualche dubbio. Non è un ballottaggio, ti spiego perché. No, è sicuro Simeone, ok. Le altre trasmissioni precedenti, io ho detto sempre che deve giocare sempre prima Raspadori. Tutti quanti dicevano che deve giocare prima Simeone. Quindi mo dici che deve giocare Simeone. Nella testa di Spalletti. Ah, ok. Quindi tu sei... Io farei giocare sempre Simeone, Raspadori per primo. Ok. Cioè, per noi la formazione è base, oramai la sappiamo, il centrocampo quello là, i 4 difensori, Guaraschela, Politano, Lozano e per il momento Raspadori centravanti. Poi può darsi che fa 4 cambi in primo tempo, come sta in grafica. Okay. Solo Guaraschela al posto di Armani. E il secondo tempo penso che è venuto il momento che giocherà pure Dembe e Juan Jesus. Chissà, ci potrebbe essere. Elmas e qualcun altro. Di Lorenzo come sta di Lorenzo? Ma è un po' acciaccato, ma niente di particolare. Vabbè, perché se non sta andando bene, meglio riposarlo un po'. Poi un'altra cosa,
Sì. Il girone in Napoli già l'ha vinto, sai perché? Perché? Nella Champions League. Perché già l'ha vinto? Deve perdere solo 5-0 a Liverpool, che penso che è un po' difficile. Quindi va a vincere, tu dici il passaggio del turno o vincerlo proprio, arrivare ai primi? No, come stanno le cose vince il girone. Ah, ok. È perché ha vinto lo scontro diretto 4-1 con Liverpool, hai capito? Ho capito. Uno si perde là. Ho capito, vabbè, una notizia. Il Glasgow solamente c'è il primo in classifica, deve battere il Glasgow. Ah, ok, allora sì, allora mi trovo. Ti trovi? Sì. Perfetto. Poi dopo il primo, il 3-0 farà anche altri 2-3 campi, dopo il 3-0 però. Dopo il 3-0 con la Cremonese, ho capito, va bene. Ti dico questo perché io a Napoli-Torino avevo previsto 2-0. Bene. Hai capito? Ho capito. Guarda che però lunedì poi ci torniamo a sentire se sbagli. Va bene. Ah, ok. Fatti spiegare il fatto della... Non ti preoccupare, dopo me lo spiega. Va bene. Sta qua e già sa tutto, già ti ha sentito. Va bene? Va bene, ciao, Ok, ciao Antonio. ciao. Grazie, altrettanto. Allora, chiudiamo qui le telefonate perché penso che debbano finire così. C'ho altri 2-3 minuti, quindi dopo Antonio credo che chiunque arrivi sia inutile sostanzialmente, quindi andiamo a leggere un po', che siete tantissimi e poi mi dispiace non leggere i vostri messaggi. Bobot22, io prenderei Amrabat come vice Lobotka e darei Demme alla Viola. Beh, bisogna vedere anche se la Fiorentina è d'accordo. Allora, no, non è matematico che se tu esci dal girone di Europa League, vai in Conference League, devi qualificarti, devi arrivare almeno secondo, mi pare, non devi passare, no, devi arrivare terzo. Se arrivi terzo vai in Conference League, altrimenti esci completamente dall'Europa, che è sostanzialmente quello che è successo l'anno scorso, chi c'era non mi ricordo. Non voglio dire crediamo, comunque c'è una squadra italiana, è successo anche una squadra italiana, è arrivata quarta, mi pare, non si è qualificato nemmeno per la Conference ed è andato direttamente, mi guardi così, fai una ricerca, fai una ricerca. Allora, Cesare Gentile, ottimo Napoli, ma voi siete tutti scienziati, questo già l'ho letto, le Galazio Parlorum. Cinzia Stellato, ciao Silvia, ciao Cinzia. Avete letto l'intervista di Higuaín? Il bello è che c'era qualcuno che quest'estate voleva anche riabilitarlo, dopo aver fatto le visite mediche di nascosto a Madrid pur di andare a Torino. Cinzia, ma riabilitare di cosa? Si riabilitano i carcerati se fanno un omicidio, li metti 30 anni in carcere sperando che si riabilitino e possano ritornare utili alla società. Sto ragazzo ha cambiato squadra sostanzialmente, posso capire, ci sono rimasto male anch'io. Però se anni dopo possiamo pensare ancora a riabilitare o non riabilitare, è un termine secondo me completamente sbagliato, andiamo avanti, superiamola sta cosa. Comunque io ho letto anche le dichiarazioni, lui ha avuto è stato pure molto carino nei confronti del Napoli. Certo, ha detto da un giorno all'altro sono passato dall'essere osannato da 90.000 spettatori ad essere praticamente oltraggiato da tutti, questo magari lo ha segnato, ma ci può anche stare, voglio dire. Giovanni ci dice che Amrabat non vuole venire a Napoli, lo ha sentito personalmente evidentemente. Amrabat è più un vice Anguissa. Il problema di Amrabat è che infatti sta trovando difficoltà nella Fiorentina perché lui era abituato a giocare a due, col Verona faceva la differenza con Veloso a fianco, quindi in due si dividevano la parte centrale del centrocampo. Con la Fiorentina come regista basso non ha reso e anche per questo non ha giocato. Adesso è cresciuto un po' nella seconda parte della scorsa stagione, adesso sta trovando le stesse difficoltà, infatti sta giocando Mandragora. Di conseguenza a Napoli troverebbe più o meno le stesse difficoltà perché il centrocampo è tendenzialmente a 3, poi se col 4-2-3-1 potrebbe essere sicuramente differente, ma non è né un regista puro
né una mezzala, lui è un centrocampista un po' tuttofare, ecco, è un centrocampo a due, mettiamola così. Forza Napoli sempre, Minge World Class, abbiamo anche chi ci segue dall'Oriente. Giovanni già rifiutato in passato, che non capisco perché stiamo parlando di una trattativa di mercato che non esiste. Allora Antonio da Boscoreale è sempre una mina vacante, non so mai dove va a parare, è verissimo. Chi mette queste notizie fake? Calciopoli 24, Lozano partirà, ma chi lo dice? Ma se non hai seguito la trasmissione, io ho detto che se dovessi pensare di cedere qualcuno l'anno prossimo per la sua situazione contrattuale e per quello che potrebbe essere il guadagno della società, io opterei per Lozano, ma Calciopoli 24 non ha mai detto che Lozano è sul mercato, però pure voi cercate, insomma, cioè, si tratta di fare 2+2, non è che chissà che. Poi se volete contestare a prescindere fatelo pure, non è un problema. Stefania, Lozano non partirà l'anno prossimo, sono per un'offerta di 80 milioni. Direi che possiamo chiudere con la notizia di mercato di Stefania e poi le fake news le dà Calcionapoli 24. Un saluto a Emanuele Bernardo in regia, un saluto a tutti coloro che non sono riuscito a leggere, siete stati veramente tantissime, un saluto ovviamente al nostro grande Peppe Cautiero per le grafiche. Ovviamente il filo diretto torna lunedì, dopo parleremo e approfondiremo quello che sarà stato il match tra Cremonese e Napoli. Speriamo insomma che possiamo tornare al filo diretto con un sorriso, però vi ricordo l'appuntamento è lunedì dalle ore 16 alle ore 17 con la nuova puntata del filo diretto. Ciao!